Como ha speso 90 milioni di euro, che possono sembrare cifre basse, ma per una squadra che è stata che è una neopromossa, tendenzialmente ha fatto il suo primo campionato di Serie A dopo una vita nella stagione appena passata, l'ha fatto anche bene, è arrivato a ridosso delle prime 10, non vorrei sbagliarmi, non mi ricordo io perché ho la testa di cazzo. Ha appena speso 90 milioni di euro per andare a prendere sì giocatori giovani e di prospettiva, ma dovreste vedere che giocatori ha preso, perché i nomi naturalmente non me li ricordo, mi ricordo solo José Rodriguez del Betis. Andatevi a vedere qualche video e poi torniamo magari a parlarne nella prossima puntata di che cosa sta combinando con quel Como. Certo è un cantiere aperto, certo il Como ha un progetto a lungo termine che arriverà perché hanno tanti soldi e soprattutto li stanno investendo bene. Cioè, la cosa che deve spaventare, tra virgolette, in maniera positiva le grandi della Serie A è che il Como sta investendo e sta spendendo bene, non sta facendo le puttanate che fanno tante società che arrivano con un fottio di soldi e poi si bruciano. Cioè, rispondendo al Como, penso che vogliono andare in Europa. Questo è poco ma sicuro, Salvio. Ti metto in evidenza anche il commento. Questo è poco ma sicuro che vogliono andare in Europa. Non credo riescano ad andare in Champions il prossimo anno, però sicuramente vogliono arrivare almeno in Europa League o in Conference League.